Amici, la mia più cordiale buona settimana con il nuovo oroscopo che va dalla settimana dal 12 al 18 ottobre 2020. Prima di iniziare questo nuovo oroscopo di questa settimana, voglio raccomandare a tutti quanti voi di riguardarsi e indossare la mascherina, perché è importante per salvaguardare la propria salute. Un'altra cosa che volevo ricordare è quello che il sottoscritto opera nel settore dell'esoterismo dal 1979 e mi occupo di legamenti e ritorni d'amore in 35 giorni. Ciò vuol dire per coloro che sono stati lasciati dal proprio compagno o dalla propria compagna e vorrebbero far sì che la persona amata ritorni come prima, chiedendovi scusa, legandosi a voi pazzamente. Io posso aiutarvi, basta contattarmi al numero che vedete sopra impresso, raccontarmi la vostra storia e io vi dico se è possibile venirvi in aiuto. Detto questo, andiamo con la lettura segno per segno dell'oroscopo che va dalla settimana 12 al 18 ottobre 2020 e andiamo col segno dell'Ariete. Amore. Sarà una settimana poco entusiasmante e questo non vi permetterà di godervi in maniera serena le giornate. Il vostro umore per niente al top influenzerà sicuramente anche i rapporti di coppia, perché alcuni di voi che state ascoltando state attraversando un periodo molto negativo, un periodo dove avete versato lacrime per amore, dove vi siete sentiti persi, dove avete dato tutto di voi stessi, però in cambio non ne avete avuto niente. Quindi state passando questo periodo negativo, questo periodo dove tutto è buio. Dovreste stare attenti al comportamento che deciderete di adottare con il vostro partner. Sarà meglio cercare di non peggiorare determinate situazioni che magari già erano indefinite e complicate. Lavoro. Sul lato professionale le energie non saranno al massimo, nonostante gli impegni non avrete così tanta voglia di darvi da fare. Occhio a non sottovalutare il dovere. Solo con un buon impegno potrete ottenere dei risultati soddisfacenti. Il segno del Toro. In amore. Periodo meraviglioso in amore. Se avete un partner potrete godervi davvero al massimo i sentimenti di coppia, quindi ci sarà un periodo favorevole, meglio dire una settimana di fuoco. La vostra dolce metà difficilmente non apprezzerà il vostro lato professionale, che in questa settimana si farà sentire molto. Finalmente potrete guardare con ottimismo anche ad un prossimo futuro. Adesso tutto sembra andare per il meglio. Alcuni di voi però state sopportando un rapporto fatto di oppressione, cosa che non vi garba perché voi siete amanti della libertà. Nel lavoro poco entusiasmo sul lavoro, dove probabilmente vi servirebbe qualche stimolo in più. Saranno giorni abbastanza piatti. Solo una novità potrebbe farvi recuperare la giusta carica e una buona motivazione in questa lunga settimana di ottobre. E andiamo col segno dei Gemelli. Amore.
È possibile che nell'ultimo periodo le cose in amore non vadano troppo bene. Chi è impegnato in una relazione potrebbe essere in profonda crisi con il partner, per un motivo o per un altro. Sicuramente dipende anche da voi. Vi renderete infatti conto che alcuni comportamenti o alcune abitudini non fanno bene alla vostra persona, ma nemmeno a chi avete di fianco. Lavoro: potrebbe essere arrivato il momento perfetto per fare dei cambiamenti, per sentirsi migliori. Alcuni modi di affrontare la solita routine forse non sono proprio quelli esatti per affrontare le giornate di lavoro. Il segno del Cancro, amore. Sarà una settimana profondamente interessante in fatto di sentimenti, quindi sarà una settimana per voi del segno del Cancro molto bella e interessante. Potrete contare sulle stelle che vi faranno vivere un periodo d'amore davvero al top. Dedicherete tanto tempo e attenzione alla persona che è al vostro fianco. Deciderete persino di mettere per un attimo da parte gli impegni professionali per concentrarvi sulla sfera intima. Lavoro. Non sarà un periodo semplice, ma solo perché non avrete intenzione di renderlo speciale. Non dare il massimo, ma non vuole dire che non farete il vostro dovere. Il fatto è che ci saranno cose più importanti del lavoro. Impegnatevi. Il segno del Leone. Vediamo questa settimana come sarà. In amore, settimana incoraggiante, dove l'umore sarà alto, ma solo nei primi 5 giorni. Il weekend potrebbe essere meno positivo. Peccato, perché sono proprio quelle giornate dove potreste passare più tempo con il vostro partner. Per le emozioni e i sentimenti sarà utile sfruttare dunque il primo periodo della settimana per godersi un po' di serenità di coppia. Lavoro. Questa grande voglia di impegnarsi ed un ottimismo decisamente interessante potrebbero portarvi più vicini ai vostri obiettivi. Qualcuno potrebbe finalmente riuscire a realizzare un progetto importante. Le gratificazioni non mancheranno. Vergine, amore. Questa non sarà una settimana particolarmente ricca di belle sorprese. Sarete presi da alcune vicende lavorative che vi renderanno un po' pensierosi e potrebbero scatenare anche qualche tensione o malumore. Se avete un partner al vostro fianco, sarà il caso di prendersi degli spazi di tempo da vivere in maniera leggera e armoniosa. Vi farà solo bene. Lavoro. Potrebbe essere arrivato il momento di fermarsi un attimo e riflettere sui vari compiti e progetti. Potreste rendervi conto che non serve andare veloci e che un po' di pazienza e calma potrebbe portarvi persino a dei risultati migliori. Bilancia, ed vediamo il segno della Bilancia per questa settimana. Amore, periodo un po' complicato per voi nati sotto questo segno. Questo della seconda settimana di ottobre. Potrebbero essere giornate ricche di tensione, nervosismo, ma soprattutto stress. Questo malumore potrebbe essere causato da alcuni problemi sorti sul lavoro.
quindi state un po' complicati con la testa, state stressati, meglio dire, proprio dovuto al fatto lavorativo. Potreste fare attenzione perché anche il vostro partner potrebbe risentire di queste vostre energie negative. Presto le cose andranno meglio. Lavoro, professionalmente sarà una settimana davvero pesante, tant'è che vi sentirete parecchio stanchi. La vostra mente, ma pure il vostro fisico avranno tutti i postumi della fatica e dell'impegno. Occhio allo stress, dovete calmarvi. Scorpione, amore, il vostro oroscopo è davvero ottimo per questa settimana. L'umore sarà decisamente positivo e godersi i sentimenti e le emozioni insieme alla propria dolce metà non sarà un problema. Potrete approfittare del fine settimana per organizzare qualcosa di speciale insieme al vostro partner. La complicità di coppia si farà sentire e questo vi renderà più sereni e vicini. Lavoro. Molto bene il modo con cui deciderete di affrontare compiti, impegni e progetti professionali. Cercherete di prendere ogni cosa con logica ed intelligenza. Il vostro sguardo sarà diretto verso un futuro più prosperoso e positivo. Sagittario, amore. Questa nuova settimana di ottobre inizierà in maniera abbastanza positiva nei rapporti intimi ed affettivi. Sarete spigliati e disinvolti. Questo vi aiuterà molto a godervi un periodo entusiasmante insieme al partner, ma non solo. Chi ha iniziato un nuovo rapporto o ha intrapreso una nuova conoscenza sarà sicuramente favorito da questo particolare e travolgente molto da fare. Lavoro. Sarete piuttosto spontanei e istintivi sul posto di lavoro in questa settimana. Non saranno comunque giorni ricchi di nuove notizie e il vostro umore non sarà sempre troppo alto. L'impegno sarà richiesto e sarà bene non abbattersi. E andiamo con la lettura del segno del Capricorno. Amore. Sul fronte amoroso per questa settimana non ci saranno grandi novità. Probabilmente se siete impegnati in un rapporto di coppia vivrete delle giornate abbastanza equilibrate e piatte con il vostro partner. Attenzione, perché in caso di disagi relazionali qualche litigio non è escluso. Sicuramente arriveranno periodi più entusiasmanti e molto passionali. Lavoro. Occhio a come deciderete di parlare o agire con i vostri colleghi, ma anche col vostro capo. Potrebbero nascere dei problemi e potreste arrivare a discutere animatamente. Meglio evitare spiacevoli conseguenze di cui poi potreste facilmente pentirvene. Il segno dell'Acquario. Amore. Le stelle di questa settimana probabilmente non vi incoraggeranno più di tanto e vi dimostrerete pieni di dubbi. Forse siete in cerca di risposte. Dovrete fare molta attenzione all'agitazione di questi giorni. Il nervosismo generale non aiuterà i rapporti di coppia. Occhio quindi a come deciderete di tenere sotto controllo i pensieri e quei piccoli malumori rispetto alla relazione sentimentale. Lavoro.
Non saranno giorni tranquilli nemmeno sul fronte professionale, perché anche qui non mancherà confusione e agitazione. Dovrete cercare di non ascoltare troppo gli istinti, perché potrebbe farvi fare o dire qualcosa di cui potreste pentirvene. E infine il segno dei pesci. Amore. Giornate particolarmente interessanti per l'amore. Bene chi è già impegnato sentimentalmente, ma pure chi è ancora in cerca dell'anima gemella. In questa settimana sarà possibile intraprendere delle nuove conoscenze. Non è detto che saranno incontri con la persona che sarà al vostro fianco per tutta la vita, ma mai dire mai. Il vostro umore vi aiuterà molto questa settimana. Lavoro. Potrebbe essere arrivato il momento di approfittare di qualche occasione. Le opportunità in effetti non mancheranno e voi sarete piuttosto bravi a gestire ogni cosa al meglio. Il vostro capo o futuro capo apprezzerà il modo di fare. Farete senz'altro una buona impressione. Complimenti. Allora, abbiamo così terminato anche per questa settimana l'oroscopo segno per segno. Io vi saluto augurandovi una felice settimana e vi auguro veramente tante cose belle e noi ci sentiremo la prossima settimana. Che le stelle siano sempre con voi. Un abbraccio.